abbastanza complesso, anche nel libro è noiosissimo, il perché queste colonne a un certo punto arrivano realmente a Gibilterra. È una storia di aggiustamento, adeguamento a un mondo che con Alessandro Magno è diventato molto più grande. Cioè, mentre gli antichi ragionavano su un mondo che andava più o meno dal Caucaso alla Sardegna, al canale di Sicilia, diciamo, a Cartagine si sapeva, ma poco si sapeva più in là, al momento che Alessandro conquista fino al Gange, per amor di simmetria, visto che Cartagine ormai è caduta, viene spostato anche il confine occidentale di quel mondo. Si stabilisce che il nuovo centro del mondo greco è Rodi e non più Delfi, per cui si ricrea un mondo perfettamente simmetrico. Le colonne d'Ercole era un titolo troppo bello per buttarlo via, viene riusato a Gibilterra. Però quelle sono colonne di Eratostene, che è stato il grande geografo che ha fatto questo adeguamento al mondo disegnato da Alessandro Magno. Cosa succede? A quel punto, se uno è arrivato a metà percorso, avendo preso tutte queste fonti per buone, anche l'altra metà del libro, continua a prenderle per buone, per cui quando Platone mi dice che quell'isola d'Occidente governava sull'intera Tirrenia, cioè il luogo delle torri, il luogo di tutte le strabilianti architetture di cui parlano tutti con ammirazione nel mondo greco, ci credo. E se Esiodo mi dice che, parlando del Lazio e della nascita del Lazio, parlando di Agrio e latino, quindi delle cose molto nostrane, molto alla matriciana, diciamo, molto casarecce, a un certo punto ci dice che gli illustri Tirsenoi, i tirreni costruttori di torri, governavano sulle isole sacre. In realtà si stabilisce anche un primo livello di questo termine, tirreni, che a un certo punto dà origine al termine etruschi. Il passaggio è Tirsenoi, che in greco vuol dire costruttori di torri, tirreni, etruschi. Ecco, io sono abbastanza convinto che gli etruschi siano i sardi, cioè, o almeno ci sia un'elite metallurgica sarda, grandissima nel secondo millennio, e spazzata via dal mare, spinta a una diaspora, da uno schiaffo di Poseidone, dice Omero, cataclismi marini, dice Platone, terribili cataclismi, dicono i testi egizi, cacciati da quest'isola che divenne un luogo di malaria, come è stata poi fino al 1950, al DDT degli americani. E molti indizi me lo fanno credere, cioè il mare, e poi insomma sarebbe abbastanza assurdo che gente di un'isola vedesse arrivare barche naviganti e li vedesse ripartire via dicendo che bravi gli altri che navigano. All'interno degli ex voto, delle reliquie del primo millennio della Sardegna noi troviamo moltissimi segnali marini. Ci sono decine e decine di barche in ferro, in bronzo, nuragiche, alcune che hanno addirittura un carro sopra che permette di proporzionare queste navi. Quindi abbiamo una che non so se qui va bene, poi magari ci tornerete sopra, e qui c'è un carro che dimostra che questa barchetta nuragica, come viene definita dagli archeologi, in realtà era un bastimento di una quarantina di metri, perché il carro è più o meno 5 metri. Quindi questa è una ricostruzione virtuale fatta proprio perché questo carro permette di proporzionare il tutto. Questo fa parte di una mostra che andrà poi all'UNESCO a Parigi adesso in aprile, ed
ed è un grande pannello 7 metri per 4 che ha aperto il cuore a molti sardi, perché ritrovarsi con un bastimento carico di storia, dopo che da 3000 anni gli dicono che non sapevano navigare, è stata una bella avventura. Beh, questo libro ha fatto e sta facendo da calamita a una serie di persone curiose per bene, sta trovando molta solidarietà, perché appunto ci si trovava con un groppo di una lunga età buia, la Dark Age del Mediterraneo, per cui tutto si riposiziona. Cioè troviamo appunto questi etruschi all'improvviso a 300-400 metri d'altezza, Orte, Perugia, Arezzo, della gente nuova sulle Alpi, della gente nuova all'interno del Caucaso. È come se questo momento di cataclismi abbia spaventato a morte l'intero Mediterraneo. E quindi cambia un po' tutto. E adesso stanno arrivando anche delle bellissime prove, per esempio questa mostra mi ha portato le foto di un fotografo che col parapendio è riuscito a riprendere dei nuraghi che sono completamente seppelliti dal fango e che assomigliano in maniera incredibile ai tumuli della banditaccia, questi che vediamo sotto. Teniamo presente che mentre questa era una città dei vivi, questo nuraghe, che è il nuraghe di Barumini, trovato sotto il fango, era una città dei vivi, sigillata dal fango, questa è una città di morti che però pagano Caronte per tornare in un'isola dell'aldilà. Io penso che gli indizi e le testimonianze possano accelerare molto la ricostruzione di queste primissime pagine di un album di famiglia che è del Mediterraneo, non è soltanto di un posto che lega più o meno tutte queste nostre origini rimaste oscure. Questo è un nuraghe intrappolato in una Sardegna però che ha delle cose pressoché intatte come queste, dove il mare non può essere arrivato. Quindi abbiamo due tipologie di una Sardegna come colpita dal fango praticamente, da uno schiaffo di Poseidone, questa cosa dell'India terribilmente realistica, e teniamo presente che la Sardegna c'è appunto questo grande canyon che è il Campidano, che è tutto a livello del mare, e quindi se il mare ha fatto il matto non ha trovato ostacoli fino a Oristano, raschiando via tutto. E penso che sia stato uno strazio un po' per tutto il Mediterraneo, oltre che per quanto basta per far scappare tutti e fidarsi poco di un mare che era amico fino ad allora e che improvvisamente tradisce.